È evaso dal reparto di psichiatria dove era ai domiciliari per aver sottratto una pistola ad un carabiniere intervenuto per sedare una lite e aveva sparato un colpo in aria. Un 32enne padovano, dopo essere riuscito a scappare dall'ospedale, è stato rintracciato e questa volta portato in carcere a Due Palazzi. L'uomo, lo scorso 26 marzo, era stato protagonista di una domenica ad alta tensione in via Goito a Padova. In mezzo alla strada aveva iniziato a litigare furiosamente con la sua fidanzata, intralciando il traffico e provocando anche un tamponamento. Sul posto erano intervenuti i carabinieri allertati dagli automobilisti, ma durante la fuga e la colluttazione il 32enne era riuscito a sottrarre la pistola al militare e ad esplodere un colpo in direzione del fiume, per fortuna senza ferire nessuno. Alla fine i carabinieri erano riusciti a mobilizzarlo con il taser. L'uomo, dopo essere evaso dal reparto di psichiatria, aveva fatto perdere le sue tracce ed è stato individuato e arrestato. Visti i suoi problemi di dipendenza da alcol e droga, questa volta verrà trasferito in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza.